La carenza di magistrati in Veneto è ormai giunta a livelli di vera e propria emergenza. Il tema, di per sé non nuovo, trova oggi una conferma nei numeri incontestabili dello studio realizzato dalla CGA di Mestre sugli organici della Corte d'Appello di Venezia e della sua procura. La Corte Lagunare risulta ultima in Italia per numero di giudici rispetto alla popolazione, con appena 1,1 magistrato ogni 100.000 abitanti contro i 6,2 di Reggio Calabria, i 3,3 di Napoli, i 2,8 di Roma o gli 1,8 di Milano. Ultimo posto italiano anche per quanto riguarda la Procura Generale, che vede appena 0,2 magistrati inquirenti ogni 100.000 abitanti. Nonostante il numero delle decisioni sia in continuo aumento, quello dei casi che arrivano davanti alla Corte cresce con un ritmo assai maggiore. Erano 8.500 nel 2015, nel 2017 sono stati quasi 11.000. Inevitabile quindi l'accumularsi degli arretrati che si ripercuotono fatalmente sui tempi dei processi e quindi sulla qualità della vita dei cittadini. È evidente che se la giustizia civile non funziona, i rapporti economici a loro volta ne risentono. È evidente che se non funziona la giustizia penale, l'intero assetto complessivo della sicurezza, della convivenza civile di un territorio ne viene negativamente influenzato. Lo studio della CGA è stato presentato a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, alla presenza del governatore Luca Zaia, che ha fatto sua la richiesta di destinare più magistrati al nostro territorio. Questi dati, raccolti con criteri scientifici, spiega la Presidente della Corte d'Appello Ines Marini, confermano i risultati delle indagini che avevamo realizzato con le nostre scarse risorse. Il sottodimensionamento degli organici veneti è gravissimo sia rispetto alla media nazionale che a quella delle altre corti del nord. Purtroppo può essere cambiata soltanto con un supporto esterno, cioè con l'intervento da parte degli organi centrali, perché noi a livello locale abbiamo attivato tutte le leve organizzative possibili, non c'è più spazio.